Aurelio Pantanali, buongiorno Buongiorno, buongiorno a voi. e benvenuto davvero qui nel posto delle parole perché Aurelio Pantanali ha un compito importante, quello di farci uscire da questo posto e andare fuori, andare lontano, prendere la strada, come si dice dalle mie parti, a calci, ovvero camminare, perché Aurelio Pantanali ci racconterà un libro molto interessante e non è solamente una guida, è qualcosa di più. Si intitola Il cammino celeste a piedi da Aquileia al monte Lussari, spero di pronunciare bene. Lussari, 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 no, al come Monte Lussari, pubblicato dalla casa editrice Ediciclo. Il Circolo Culturale Navarca, l'associazione Iter Aquileiense sono impegnate in questa realizzazione e poi troviamo i nomi di Andrea Bellavite, Marco Bregant e Tiziana Perini. E adesso con Aurelio Pantanali andiamo a scoprire la realtà di questo cammino celeste, perché già nel fuori onda, prima di cominciare la nostra conversazione, Aurelio Pantanali ci ha raccontato di questa straordinaria realtà, il cammino celeste. Ma resta chiaro che di cammini ce ne sono tanti, no? E ce ne sono sempre di più perché sono un'occasione anche turistica e questo è molto importante. Il cammino celeste però raccoglie sì il pretesto turistico, ma ci porta dentro la natura, dentro la storia e non solo. E in che cosa ci porta dentro soprattutto questo cammino celeste? devo dire che questo cammino, nato nel 2006, dopo una serata che io avevo organizzato come presidente del Circolo Culturale Navarca qui di Aiello, invitando tre persone, Andrea Bellavite, che poi è anche uno degli autori di questa guida, Tiziana Perini e la signora Maria da Pordenone, che avevano appena fatto il cammino di Santiago. L'esperienza sono venuti a portarla proprio qui ad Aiello e tantissime persone presenti, grande entusiasmo e da lì naturalmente al termine di questa serata alcuni di noi ci siamo chiesti ma perché non facciamo un cammino anche nella nostra regione e imbastito in 4 e 48 in pochi mesi si è deciso il percorso da fare e quindi è nato questo cammino soprattutto come spirito di fede perché passa su 5 santuari importanti della nostra regione, ma soprattutto anche passa a confine con la Slovenia. E perché questo cammino si diversifica rispetto a quasi tutti gli altri cammini? Pensate che in Italia ce ne sono oltre 150, no? Perché parte dal mare, dal santuario dell'isola di Barbana, sulla laguna di Grado, e quindi si arriva su questo isolotto in vaporetto in 25 minuti partendo da Grado e poi bisogna ritornare indietro all'imbarcadero e da lì poi si attraversa una parte della laguna lungo questa importante pista ciclabile che è stata realizzata da non molto tempo e per giungere ad Aquileia. Aquileia, sede dell'antico patriarcato e come partenza ufficiale anche del Cammino Celeste, perché dall'isola di Barbana ad Aquileia questo tratto di 17 chilometri è stato considerato come prologo e non proprio come partenza ufficiale. Detto ciò, 2 giorni di cammino lungo le campagne del Friuli orientale e dal Friuli orientale, passando per Aiello, si arriva a Cormons. Cormons, da lì poi tutto il Collio e quindi nel mezzo ai vigneti e dai vigneti si prosegue poi per arrivare fino a Castelmonte. E da Castelmonte ancora si prosegue come tappa successiva, siamo alla terza, fino a Masarolis, Pedemontana, quindi tutti i boschi delle Alpi, delle Prealpi Giulie, per giungere poi con la ultima tappa fino al santuario del Monte Lussari a 1800 metri di altezza, meta del nostro
del nostro cammino, per scendere, per chi vuole, poi anche in Ovovia fino a Camporosso e rientrare poi o tramite la ferrovia o tramite la Corriera verso Udine e tutte poi le altre destinazioni. Quanti chilometri sono in totale, Aurelio? In totale, compreso il prologo, abbiamo 220 chilometri, quindi abbiamo una media di circa una ventina di chilometri per ogni specifica E in tappa. quanti giorni per chi non è un provetto camminatore? E diciamo che ci vogliono con il prologo 11 giorni. C'è da dire comunque che questo cammino non è da prendere, come si suol dire, sotto gamba, perché richiede un certo impegno, in quanto, essendoci le colline e per arrivare poi alle alte cime del Monte Lussari a 1800 metri, di dislivelli, andando su e giù per le colline, sono 6.000 e di salite e 3.000 di discese. No? Quindi è un cammino, diciamo, che richiede almeno una minima preparazione. Detto ciò, tanti fanno il tratto invernale fino a Cividale, quindi le prime 4 tappe, rimandando durante il periodo estivo le altre, perché tutto il cammino celeste durante il periodo invernale non è possibile realizzarlo in quanto sulle zone delle Alpi Dolomitiche qui abbiamo la neve, no? E E pertanto meno male, non e è meno possibile male che seguire avete la neve, questo è un elemento importante, però Aurelio Pantanali, andiamo a capire ancora meglio questa realtà del cammino celeste che ci piace condividere qui nel nostro posto delle parole per invogliare e dare suggestioni ai nostri ascoltatori. Vorrei condividere una lettura che è veramente affascinante, non conoscevo questa cosa e voglio condividerla con chi è all'ascolto. Queste sono le parole. Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste, le pernottazioni e le prenotazioni di camere con bagno doccia, un letto, 2 o addirittura un flat. Si consultano le guide ascette e quelle dei musei, si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi. Prima del viaggio si informa qualche amico o parente, si controllano valigie e passaporti, si completa il corredo, si acquista un supplemento di lamette da barba, eventualmente si dà un'occhiata al testamento. Pura scaramanzia perché i disastri aerei in percentuale sono nulla. Prima del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è ok e tutto è per il meglio e inutile. E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. E questo testo che ho appena letto, seppur malamente, ci porta a delle domande molto importanti. È Eugenio Montale, l'autore di queste parole, prima del viaggio. Aurelio Pantanali, è molto bella la domanda che si pone Eugenio Montale quando dice «E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla». Spesse volte noi incorriamo in questo errore, vero? Ma percorrere dei tratti in compagnia o da soli nella natura molto bella della nostra Italia, in particolar modo della nostra regione, permette di entrare in un contesto totalmente diverso alle nostre abitudini consuete di tutti i giorni. Il cammino ci permette di isolarci. Possiamo camminare, siamo in gruppo, ma poi ci si stacca e si rimane anche da soli, e questo permette soprattutto di pensare, cosa che ormai nella vita comune non abbiamo più il tempo di farlo, perché siamo pilotati da un'infinità di tantissime cose, di pensare alla propria vita, di pensare a quello che si è potuto realizzare fino ad oggi, ai programmi che si vorrebbero fare nel prossimo futuro. Il cammino permette soprattutto
tutto questo. E quando si giunge alla conclusione, si arriva alla meta, sicuramente stanchi, ma appagati e carichi di tantissime energie, perché si è potuto constatare che il cammino ci ha aiutati nella propria vita, ci ha aiutati sicuramente a impostare una vita più adatta all'uomo e non eccessivamente alle cose delle modernità di oggi. Tiziana Quindi fare il Perini, Tiziana cammino. Perini scrive una cosa importante, no? A chiusura del suo contributo in questo libro, Il Cammino Celeste, e dice: il Cammino Celeste è il Friuli Venezia Giulia che si racconta nel silenzio dei passi, spazi bianchi tra righe scritte. Ora, ricalca un po' le parole che diceva poco fa Aurelio Pantanali, no? Nella costruzione del cammino, nell'atto del camminare, e Tiziana Perini dice racconta e si racconta nel silenzio dei passi. Ora è importante il silenzio, ma non per dare una sensazione così di maggiore atmosfera, perché se si raggiunge il silenzio si conosce meglio il cammino. Si conosce meglio il cammino, ma soprattutto ci si conosce meglio se stessi. E questo ritengo che sia uno degli obiettivi che dovremmo tutti noi raggiungere nella vita. Quindi camminare, ma soprattutto cercare di camminare per essere in silenzio in posti che lo permettano, e la natura, e noi nella nostra bella Italia ne abbiamo veramente tanta, questo lo possiamo fare. Eh sì, lo possiamo fare, e nel fare i cammini, e in questo caso il cammino celeste, andiamo a scoprire veramente degli spazi di paesaggio straordinari. Basta vedere le immagini di copertina. Che cosa racconta la foto delle immagini di copertina, Aurelio? Beh, il santuario del Monte Lussari è situato a 1800 metri ed la leggenda dice che l'apparizione della Madonna è avvenuta nel 1360, quindi sono passati oltre 660 anni da quel fatto. E da lì, con il trascorrere dei secoli, sono state costruite anche una serie di case, di edifici per accogliere i pellegrini in questo luogo, ed è un posto affascinante. Posso dire che dopo le 3 cime di Lavaredo, la vista dal Monte Lussari e dal santuario sulle montagne dolomitiche delle Alpi Giulie, e quindi del Iofuart, del Cacciatore, del Montasio, del Grande e del Piccolo Nabois, sono uno splendore. Quindi dopo le 3 cime di Lavaredo penso che la vista più bella delle Dolomiti sia proprio da qui, venire qui proprio su questo monte incantevole, con questo luogo straordinario, accogliente, non solo per le genti legate al mondo della fede, ma anche per i turisti. Quindi credo che in tutta Europa un luogo così incantevole, posizionato sui confini con altri 2 stati, la Slovenia e l'Austria, non ci sia. Teniamo presente che il Cammino Celeste è un cammino che presto diventerà anche internazionale, perché il tratto sloveno verrà presentato entro quest'anno e partirà da Bresnie, dal santuario di Bresnie, e in 5 tappe si raggiungerà il Monte Lussari, e da Gurke in Carinzia in 7 tappe, sempre lungo altri cammini presenti in Austria, si raggiungerà il santuario del Monte Lussari, che è anche conosciuto come il santuario dei 3 popoli. Un posto bellissimo durante il periodo estivo, ma non solo, in quanto durante il periodo invernale c'è la pista da sci che permette di scendere poi nella Valle Tarvisiana.
E tra l'altro questo libro, Il Cammino Celeste, è corredato di tantissime informazioni e utilissime fotografie anche. Ne vedo qui per esempio Grado, Inizio Laguna, il monumento del Cammino Celeste a ricordo di San Marco, perché come scrive Tiziana Perini nel suo pezzo Dal mare è giunto Marco, l'Evangelista, narra la leggenda e dal mare comincia il cammino, dall'acqua alla terra, dal lontano al vicino, ora qui. Ecco, bella questa idea dal lontano Ah, al vicino. bellissimo. Tra l'altro in Friuli Venezia Giulia noi seguiamo ogni anno diversi festival, seguiamo anche il Festival Vicino Lontano, che è uno dei tanti appuntamenti culturali del Friuli Venezia Giulia. Ma qual è la prima volta che Aurelio Pantanali ha compiuto il Cammino Celeste? E l'ho compiuto negli anni, diciamo, successivi dopo l'inaugurazione, perché non mi preoccupavo più tanto all'inizio, ma dopo quella serata mi sono impegnato a fondarlo qui ad Aiello insieme ad altre persone e dal 2006 più volte lo percorro a tratti, in quanto lungo il cammino ho dovuto posizionare anche con l'aiuto del nostro presidente dell'associazione Iter Aquileiense, Giuseppe Poiana, che è nata per gestire il Cammino Celeste, oltre 500 tabelline segnaletiche che indirizzassero correttamente il pellegrino nei punti critici lungo il percorso dei 220 chilometri. E quindi credo di averlo percorso, seppur a tratti, almeno 3 o 4 volte, insomma, anche perché da 3 anni a questa parte il Cammino Celeste è possibile percorrerlo anche all'incontrario, quindi dalla montagna al mare. E lì ci sono voluti 19 giorni a entrare nei boschi e avanti per poter fare anche questo impegnativo lavoro e dare la possibilità a chi fa il cammino celeste di trovare tutte quelle giuste segnalazioni e accortezze per evitare qualunque difficoltà. C'è da dire che dal sito, tradotto in 6 lingue, è possibile scaricare delle schede tappa per tappa, dove si possono individuare tutti i luoghi storici, architettonici e naturalistici presenti lungo tutto il tratto e poi luoghi di pernottamento, poi anche quelli di servizio, tipo dove ci sono le banche, le farmacie, i mezzi di trasporto, i carabinieri e via dicendo. Cioè un'organizzazione diciamo di questo cammino ben oculata che permette a tutti di poterlo fare senza particolari difficoltà, in quanto sì, c'è quell'impegno dei dislivelli, ma c'è da dire che con delle semplici scarpe da trekking e con un peso di 10 kg sulle spalle, appunto, di tutto quello stretto necessario che può servire per questo tipo di viaggio, è possibile che tutte le persone lo possano fare. Il Cammino Celeste a piedi da Aquileia al Monte Lussari, di Ciclo Editore, la casa editrice. Poco fa Aurelio Pantanali parlava del sito e lo ricordiamo, camminoceleste.eu. Tra l'altro si chiude questo libro con le utilissime carte, perché ci può essere internet a tutti i livelli ed è veramente molto utile, ma sono utilissime le carte tradizionali, le cartine del cammino, che sono una realizzazione molto importante, molto utile, necessaria. Sono le carte tabacco, ma questo libro si chiude con un farmacista che dà dei consigli, Franco Fornasaro, e sono dei consigli veramente molto belli da cosa portarsi dentro lo zaino, il kit naturale del pellegrino. Anche qui è un modo di camminare in modo razionale ed essere ancora più tranquilli. Aurelio Pantanali, tra l'altro vorrei ricordare che tra le mille cose che fa il nostro ospite è anche gnomonista, e in 30 secondi cosa fa uno gnomonista? Pneumonista è un costruttore di meridiane. Io ho fondato il Paese delle Meridiane, che è Aiello del Friuli, con oltre 150 orologi solari e penso che sia
unico in Europa nel suo genere, e vengono molti turisti anche a vedere queste meridiane dipinte sulle case, che non sono nient'altro che un museo a cielo aperto legato alla misurazione del tempo. Quindi un altro bel impegno, e Aiello devo dire che anche l'arrivo della prima tappa del Cammino Celeste, Aquileia-Aiello, 16 chilometri a piedi, e quindi una bella soddisfazione da parte mia vedere dei pellegrini in pratica che passano davanti alla mia casa con molta frequenza, soprattutto in questo periodo estivo. E allora lì è un momento importante, no? Incontrare altri pellegrini e raccontare e raccontarsi. Questa è una delle particolarità, oltre al silenzio, ovviamente, del cammino. Aurelio Pantanali, come sempre noi abbiamo la domanda finale, che è l'unica domanda che noi prepariamo, ed è sempre la solita. Qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni, sinceramente, non è un libro comune, è un libro legato alle meridiane, perché anche ne sto costruendo alcune, ed è Le ore del sole, le meridiane del Friuli Venezia Giulia. Quindi rimango sempre nel tema legata alla mia passione. Ed è un altro motivo in più per camminare, passeggiare e scoprire il Friuli Venezia Giulia anche attraverso le meridiane. Buona giornata, Aurelio. Grazie e un saluto a tutti voi.